Amici bellini, è Natale. Buon compleanno, Diego Armando Maradona. È Natale perché è Gesù, perché è il Dio unico e incontrastato. E cominciamo. Vi invito a scaricare OneFootball che non manca di fare articoli, post, auguri e retweet dei vari auguri di compleanno che tutti i più grandi giocatori presenti in attività e anche ritirati hanno fatto al nostro Diego Armando Maradona, un omaggio dovutissimo che noi ovviamente nel nostro piccolo rimbalziamo e io purtroppo non ho avuto la gioia di vederlo dal vivo, ero troppo piccolo per capire, non ero ancora appassionato, però è una di quelle cose che ritorna negli anni, no? Che resta per sempre, che ti influenza per strada, i murales, la piazza che viene rinominata in onore suo, la ricerca dell'imitazione impossibile, no? Quando arriva un argentino a Napoli siamo sempre, vuoi vedere che un po' ci è successo con Lavezzi, un pochino ci è successo con Higuain, ma alla fin della fiera. Come si fa a raggiungere quelle altezze? Altezze non solamente calcistiche, altezze di leadership, capacità di rendere giocatori anche normali oltre, di farli rendere oltre le proprie possibilità, il dare sempre un consiglio, il farli sentire protetti perché comunque, ragazzi, se tutto va male c'è Maradona dietro di noi e ce la possiamo dare a lui e qualcosa se la inventa e ci aiuta. Maradona, a detta di tutti, è stato quello capace di vincere un mondiale praticamente da solo. È venuto in una città, Napoli, dove non si vinceva, dove era complicato combattere con le squadre del nord e lui è stato capace, dopo essersi immedesimato in un popolo, in una realtà difficile, complicata, senza strutture, è stato capace di portarci sulla vetta dell'Italia e dell'Europa con l'allora Coppa UEFA, insomma. Stiamo parlando di qualcosa che va oltre, non si può raccontare prendendo parole e interviste delle persone che lo hanno conosciuto, tutti si atteggiano un pochino all'amicizia. Io che Diego al di là del campo, sì, e Diego siamo amici, lo stanno dicendo un pochino tutti, chissà. Ma Diego era l'uomo che non ti faceva pesare la tua piccolezza nei suoi confronti e veramente ti dava amicizia e ti faceva sentire a tuo agio nonostante la sua grandezza. Ecco, questa è una delle cose che va sottolineata a dispetto di alcuni altri campioni che sono campioni, non sono i super fuoriclasse, non sono quelli là, e comunque ti fanno, insomma, te la fanno un po' pesare, no? Io voglio fare un piccolo parallelo. Guardo le partite dell'Inter e Lukaku, che è un giocatore straordinario, che veramente a volte ti porta a casa la partita da solo, sta sempre a lamentarsi. E quando me la dai? E perché non mi guardi? Lo vedo che sta sempre. Non lo so se i compagni sono contenti di tutto questo. E questo va, insomma, è un discorso che va esteso un pochino a tutti i giocatori di questa era contemporanea, era di social, un'era dove tutti si sentono super protagonisti e a seconda di quanti follower hanno si sentono anche più forti sul campo. Questo penso sia un pensiero su cui bisognerebbe riflettere. Alcuni sono più forti sul campo che sui social e viceversa. E non va bene, non va bene. Poi io non parlo lo spagnolo, non so così. Nel messaggio di auguri di Ronaldo, fatemi sapere voi nei commenti, lui dice gli auguri a Diego, il numero uno, però después del bicio, e non so che cosa significa, voglio sperare che non sia una cosa, sei il numero uno, però io non lo so, quindi non mi permetto di giudicare. Se qualcuno di voi conosce lo spagnolo, lo slang che ha usato Ronaldo in quella cosa, fatemelo sapere nei commenti e ne parliamo insieme, ci confrontiamo sotto questo punto di vista. Ma la cosa interessante che mi ha ispirato la copertina di questo video è che, guarda caso, a distanza di 20 anni, l'altro giocatore su cui si è sempre basata la dualità, no? Maradona è meglio Pelé, Maradona è più forte, Pelé è l'unico che si avvicina. Ovviamente sono epoche diverse ed è complicato fare paragoni
Parliamo di 20 anni di differenza. Maradona nasce nel 1960, Pelé nasce nel 1940 e dopo 20 anni ne nasce un altro, dopo 20 anni dalla nascita di Maradona ne nasce un altro che a livello di emozioni e di capacità e di estro in campo, di fantasia, di gioia di questo sport meraviglioso, nasce Ronaldinho. Ed ecco che è bello fare questo paragone, no? 1940 Pelé, si raggiunge il picco, 1960 nasce Maradona, nel 1980 nasce Ronaldinho. Ragazzi, Ronaldinho è uno di quelli che mi ha fatto innamorare del calcio nella mia epoca, ovviamente, perché ci dividono 3 anni di differenza, siamo quasi coetanei, pensa un po' come sta passando il tempo, mannaggia. Ma comunque questo è successo. Dopodiché, che cosa succede? Dopo 20 anni ancora, noi dobbiamo un attimo confrontarci e cercavo di capire chi è, a distanza del ventennio, che può prendere questa eredità, no? Di ogni 20 anni nasce un giocatore straordinario e così. Ce ne sono parecchi, mi faccio aiutare dalle grafiche, che sono nati nel 1980 insieme a Ronaldinho. E c'è un Robbie Keane, c'è Nakamura, c'è Cambiasso, c'è Gerrard, c'è Xavi, Terry, Cole, Kivu, Rise, insomma giocatori anche importanti, non a livello di quelli che abbiamo detto. Xavi, Gerrard, beh, sì, tanta roba. Ma poi quando ci tuffiamo nella classe 2000, abbiamo Keane, abbiamo Sancho, abbiamo Vinicius Junior, abbiamo altri giocatori, Tonali, per esempio, Davis, no? Del Bayern di Monaco. Ci sono giocatori del genere, ma il giocatore che più mi impressiona di questa classe è sicuramente Haaland. O come qualcuno dice Holland, non lo so, non so pronunciare il norvegese, ma questo è uno dei giocatori che da classe 2000 a me, non per classe, ma per potenza, per velocità, per finalizzazione, è devastante. Il numero di gol che sta segnando Holland in un calcio moderno dove è complicato, dove le difese sono più forti degli anni passati. Come cacchio fa questo a segnare così tanto quando subentra, quando esordisce in nazionale, nella squadra di club? È qualcosa di incredibile. Credo che sia lui il giocatore più forte al momento in prospettiva, che parte dalla classe 2000. Lui poi ovviamente c'è Mbappé, ma parlo proprio di nati nel 2000. Secondo me è lui, e fatemi sapere voi nei commenti se avete un'altra idea. Siamo nel 2020, il nuovo gioiello del ventennio sta nascendo in questi mesi e lo sapremo tra qualche ventennio cosa avrà fatto e da chi è nato e in quale squadra gioca, chissà, tra 20 anni io ne avrò quasi 60 e guarderò ancora il calcio perché è una passione che non finisce mai. Nel ventennio del 1960, invece, quando nasceva Maradona, la top 11 dei calciatori che trovo sui siti ci fa vedere tra l'altro Rudy Feller, l'attaccante della Roma, Serena, poi abbiamo anche Careca. Voi quando volete vedere le partite, le giocate di Maradona, oltre ai video di Maradona che noi conosciamo tutti a memoria, voi dovete vedere i gol di Careca, perché lì vedete il Maradona assist man, il Maradona che recuperava palloni, il Maradona che pigliava mazzate, e non era protetto. Ecco perché quando noi facciamo il paragone dobbiamo stare attenti, ovviamente, ma non erano neanche protetti come lo sono adesso. Se adesso fanno un volo, partono i cartellini gialli, cartellini rossi, i campioni di oggi sono un pochino più protetti, ecco perché l'allenatore della Real Sociedad deve stare attento quando dice ma David Silva è meglio, Maradona non giocherebbe oggi. Mamma mia, che cosa stai dicendo, amico mio, cosa stai dicendo? Poi c'era anche Tassotti, c'era Breme, il terzino sinistro, e c'era Baresi, Zenga in porta, insomma tutto un altro calcio, giocatori che restano nella nostra mente, nella storia, nomi che riecheggiano. Non so se i giocatori di adesso hanno questo spessore da rimanere nella storia, qualcuno sicuramente sì, Messi, Ronaldo sicuramente, Mbappé, lo stesso Neymar, sono funamboli, alcuni sono effettivamente efficaci, Messi e Ronaldo dimostrano a tutt'oggi di poter risolvere le partite da soli e di trascinarsi anche le squadre appresso, però Messi ogni tanto viene meno,
La nazionale non è mai riuscita a trascinarla del tutto. Ronaldo, sì, Ronaldo è forse anche più leader trascinatore, no? In campo che lo vedi che cerca di esaltare i compagni, però allo stesso tempo anche lui ogni tanto si lamenta. Pelé, Maradona, Ronaldinho, Holland. Tanta roba. Chi è il prossimo? Chi è il prossimo? Da New York Valerio Fluid è tutto, non l'ho detto, non l'avevo detto. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn. Valerio Solido, no, Saverio Solido, non mi ricordo.